Martellago, violento incidente verso le 7 all'incrocio tra via Roma, via Trento e via delle Motte. Una quindicenne è stata travolta da un'auto mentre attraversava per raggiungere la fermata dell'autobus e andare a scuola. Al volante un 55enne di Trivignano. La ragazzina ha sbattuto contro il parabrezza, poi è caduta a terra. Sul posto è giunta in breve un'ambulanza che l'ha trasportata all'ospedale. Le sue condizioni sarebbero gravi, la prognosi è riservata. Sul luogo dell'incidente anche la polizia locale per chiarire la dinamica. Campagna Lupia. Era luglio 2013 quando Guerrino Minto uccise il figlio Alessandro di 21 anni ferendolo a morte con un coltello di 30 centimetri. L'uomo venne arrestato e condannato a 15 anni di carcere, ma dopo 11 mesi è uscito ed ora è agli arresti domiciliari in attesa della sentenza di terzo grado che dovrebbe arrivare a marzo. La trasmissione Chi l'ha visto però riporta come in paese più di qualcuno l'avrebbe visto girare in bicicletta, anzi le stesse telecamere della trasmissione l'hanno immortalato mentre esce per andare a fare la spesa. La moglie intervistata ha detto di avere paura. Oriago. Voleva essere sepolto accanto alla figlia morta a 40 anni per una malattia, ma non c'era spazio. Così un 84enne di Gambarare è stato sepolto altrove. Poco dopo, una figlia avrebbe ricevuto una chiamata dal comune in cui si diceva che la salma era stata sepolta a rovescia, con i piedi verso la croce, ma non sarebbe stato possibile invertirne l'ordine. Non solo, il giorno della sistemazione della bara, racconta la donna, gli addetti avrebbero impedito ai familiari di entrare, adducendo varie scuse. Il genero del defunto ha dichiarato che le corde per sollevare la bara sarebbero state troppo vicine, di conseguenza si sarebbe inclinata scivolando nella fossa e aprendosi, facendo fuoriuscire la salma. La bara sarebbe stata poi sistemata dagli addetti senza la minima scusa ai familiari.